Scusate, io vi ruberò pochi minuti e lo farò davvero, non come quelli che esordiscono dicendo sarò breve, perché mi sento in obbligo di dare una piccola testimonianza essendo stato invitato, e lì per lì mi sono chiesto perché, dagli organizzatori del convegno a prendere parte e addirittura trovando il mio nome sorprendentemente accanto a quello di eminentissimi esperti della comunità scientifica, di storici dell'arte, architetti e urbanisti. Allora mi sono chiesto, ma perché mi hanno messo in mezzo a me, che ho sempre fatto di mestiere il giornalista, tutt'al più l'appassionato di Roma, con qualche velleità di divulgatore della città, ma nulla di più. Beh, mi illudo di pensare che se sono stato messo lì dentro è per dire quello che sto per dire, cioè recare, se me lo consentite, una rapidissima testimonianza rispetto a un dibattito così elevato e importante della opinione pubblica cittadina appassionata della città. La Presidente che ha parlato prima di me ha detto molte delle cose che avrei detto anch'io, quindi questo mi consente di essere ancora più rapido, ma qualche piccolo elemento lo devo dare alla luce anche di un'esperienza fatta 6 anni fa, quando, non è stato ricordato, ma Via Giulia è nata nel 1508, 6 anni fa ricorrevano i 500 anni e dopo aver aspettato molto che il mondo accademico e il mondo dell'amministrazione cittadina se ne ricordassero, alcuni abitanti, gente che opera sulla strada con ruoli rilevanti dalle varie confraternite, le accademie scientifiche, le organizzazioni regionali che esistono, la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini, si sono radunati in un comitato che per un anno, senza una lira, ma con tanta buona volontà, ha cercato di animare iniziative che dessero un po' di lustro alla strada, che ne ha tanto bisogno, e risvegliassero nei cittadini, a cominciare da chi ci abita, la consapevolezza di che cosa sia quel luogo e quella strada. Da un concerto della Cappella Sistina a una conferenza a Palazzo Farnese con cui si è concluso il ciclo, una conferenza, chissà se se lo ricorda il professor Strinati, alla chiesa di Sant'Eligio degli Orefici su Giulio II, Papa Guerriero, un'altra conferenza la tenne proprio Paolo Marconi, Via Giulia negli anni del Piccone, per parlare proprio delle demolizioni di cui facciamo riferimento stasera. Bene, quell'esperienza che cosa ci ha insegnato? E perché lo dico? Perché mi permetto di mettere in guardia e di rivolgere un appello, se me lo permettono, la messa in guardia e l'appello, i responsabili dell'Accademia di San Luca. Ci ha messo di fronte intanto a una grande indifferenza dell'opinione pubblica. Noi viviamo in una città che dai e dai ormai non si rende più conto di dove abita. La consapevolezza della cittadinanza romana da parte dei romani si è molto affievolita. Ci ha messo di fronte quell'esperienza al degrado di Via Giulia, che non è fatto soltanto delle demolizioni del fascismo, durante il fascismo. Voi sapete meglio di me che le avevano progettate già prima. Non è fatta solo di quello. Via Giulia è una strada profondamente degradata per l'incuria, per la trascuratezza, per l'abbassamento del livello di residenzialità. È vero, è una strada da sempre residenziale, ma quali sono i residenti di oggi? Una strada che è diventata un ghetto dove alcuni ricchi, soprattutto forestieri, dormono, una città che di conseguenza, una strada, pardon, che di conseguenza vive poco o male, una strada che di notte si trasforma in un parcheggio e hai voglia di mettere divieto. Quindi rispetto a queste cose che non riguardano il nostro dibattito e non riguardano soprattutto l'Accademia di San Luca, ma che bisogna considerare se non si vuole fare in modo che questo dibattito rimanga per gli addetti ai lavori avulso dalla realtà del territorio cittadino. Ultimo punto, ci ha messo di fronte, lasciate che lo dica, io ho sentito le parole del Presidente del Municipio con conforto, ma mi consentirà anche con un pizzico di perplessità, se non di scetticismo. Noi abbiamo avuto un rapporto con l'amministrazione pubblica cittadina, noi del Comitato per i 500 anni di Via Giulia, veramente desolante. Cioè non c'è stato possibile fare nulla.
dalla sostituzione delle lampade rotte che non si sapeva bene di chi fosse competenza, perché se la CEA, ma la CEA ti rimandava di qua e là, vabbè, all'episodio che secondo me è esemplare del clima in cui ci si trova di fronte rispetto a questi e a tanti altri problemi. Voi andate alla testata di Via Giulia di Ponte Sisto e fate una fotografia o date un'occhiata. La prima cosa che noterete non è l'albergo Hilton in fondo, è una sequela quasi infinita di cartelli di divieti di transito o di accesso che sono collocati a tutti gli incroci di tutti i vicoli che naturalmente, dai quali le macchine non possono girare verso destra, perché Via Giulia ha senso unico, anzi dovrebbe essere preclusa al traffico. Quel problema, che secondo me è di una banalità assoluta, è irrisolvibile, perché il codice della strada prevede che centri storici o non centri storici, là dove c'è un divieto di svolta, debba comparire la freccia che indica di qua e il cartello di divieto di transito o d'accesso, come si chiama, messo sulla destra. Non è stato possibile fare nulla. È chiaro che poi alla lunga uno molla e dice pazienza, non è possibile. Allora rispetto a queste situazioni potrei fare tanti altri esempi. Potrei ricordare lo sconcio che non è soltanto demolire i palazzi, ma ridurli a ricettacoli di luoghi di accoglienza, di attività del tutto incongrue. Ma vi pare che la sede della DIA debba essere a Via Giulia, con tutto ciò che comporta di traffico, di mitragliatrici spianate per la strada dai poliziotti di scorta, di auto in sosta lungo Via Giulia? Mi dite perché il commerciante, ormai sono pochi, che della strada non deve parcheggiare, ma tutte le soste dei magistrati sì? Quegli stessi magistrati che poi si sono presi tutto lo spazio alle spalle, il parcheggio, e siccome avevano difficoltà a arrivarci, si sono costruiti una rampa di accesso a Lungotevere. Allora, in questo scenario credo che un po' di perplessità, se non di scetticismo, sia purtroppo giustificata. E l'appello. L'appello è all'Accademia di Via Giulia. Professor Portoghesi, qui dentro c'è una competenza, un prestigio, un'autorevolezza che possono pretendere di imporsi rispetto all'inerzia, rispetto all'indifferenza e rispetto perfino all'ignoranza dell'amministrazione pubblica. Siatene consapevoli e esercitate fino in fondo, con l'aiuto di tutti, a cominciare, se credete, di chi vi parla, che non so che posso fare, ma lo metto a disposizione, esercitate questa autorevolezza per torcere il braccio a chi finora non ha fatto nulla. Grazie.